Lo scopo del Kyusho e del nostro modo di lavorare da quest'anno in poi è esattamente spostarmi, posizionarmi e posizionare l'altro per rendere le sue difese più blande possibili e poi finirlo. Questa è difesa personale reale, non è toccare la persona e vederla cadere a terra. C'è chi cade, c'è chi non cade, possiamo studiare tutti, però il livello di profondità dipende un po' anche dalla sensibilità dell'altro, e comunque non vogliamo tirare oltre un certo limite perché andiamo a far male, non ha senso, siamo collaborativi, non stiamo combattendo il nemico. Okay. Questa è un po' l'idea. Però l'idea è comunque di riuscire a togliere per una frazione di secondo la possibilità dell'altro di difendersi, e lì dal mio punto di vista di difesa personale è più che sufficiente per scappare o per fare altro. E poi entrerò leggero più che posso, però forte mentalmente. Okay? La mano potete anche guardarla, toccherò in questa maniera qua, senza usare troppa vibrazione, senza usare troppo colpo. È proprio un fatto di andare bene. Okay? Piano piano prima, la levo da qua, quando abbiamo il 5 chiusura e andrò a toccare. Ok? Chiudi i denti per sicurezza.